Ieri mattina una delegazione della Regione del Veneto, composta dal presidente Luca Zaia, dal presidente del Consiglio regionale Ciambetti, da numerosi assessori e consiglieri, tra cui il consigliere Dolfin, si è recata al ghetto ebraico di Venezia a portare alla comunità ebraica la propria vicinanza in questi momenti di ricordo di una fase buia della storia dell'umanità. La delegazione è stata accolta dal rabbino capo e dal presidente della comunità ebraica. Si tratta di una tradizione che si ripete ogni anno per manifestare amicizia e vicinanza al popolo ebraico in queste giornate della memoria. Toccanti le parole del presidente della comunità ebraica e quelle del presidente Zaia, che si sono rivolte a tutti i presenti, incluse le numerose scolaresche intervenute e i tanti cittadini intervenuti per dare un saluto simbolico al popolo che tanto ha sofferto. Sono stati momenti toccanti, ci riferisce il consigliere Dolfin, che devono portare a una riflessione e a non abbassare mai la guardia perché un simile olocausto non debba mai più accadere. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa approfittare. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.